È stata una grande partita, è stata una partita intensa, una partita lottata. Sapevamo che oggi incontravamo una grande squadra, una squadra allenata bene, una squadra costruita da grandi giocatori che hanno vinto anche campionati in passato. Noi veniamo da un bel percorso di crescita, siamo al quinto posto, cercheremo di fare bene nelle ultime partite e oggi i ragazzi hanno fatto di nuovo una grande partita. Il primo tempo siamo stati bravi ad andare in vantaggio, l'abbiamo chiuso 1-0, poi il secondo tempo ci siamo allungati un po', abbiamo cercato il secondo gol, abbiamo avuto tante occasioni da gol, poi su una ripartenza loro su un tiro sotto l'incrocio da parte di King hanno fatto l'1-1 e poi al 90° siamo stati un po' ingenui, abbiamo preso su questa rimessa dal fondo questa verticalizzazione, abbiamo poi purtroppo fatto questo rigore che con Gialdi ha fatto poi l'1-2. Non devo, come posso dire, potevamo fare meglio, però i ragazzi io li ringrazio sempre perché stanno facendo davvero una grande stagione. Oggi vincere sarebbe stato un ulteriore passo in avanti, però non ci demoralizziamo, pensiamo subito a domenica perché il nostro obiettivo è fare più punti possibili. Questa è una squadra che ha 37 punti, questa è una squadra che ha fatto una finale di Coppa Italia d'eccellenza, questa è una squadra in cui tutti i ragazzi si stanno valorizzando, molti al primo anno d'eccellenza, molti il primo anno in Italia, quindi il bicchiere è assolutamente mezzo pieno. Ripartiamo da qui, oggi potevamo vincere, siamo stati un po' ingenui perché poi sul pareggio potevamo gestire meglio alcuni palloni, però va bene così, nel nostro percorso di crescita ci prendiamo purtroppo questa sconfitta e ripartiremo più concentrati e più cattivi. Allora, questi ragazzi stanno dimostrando quest'anno di lottare con grande voglia per questa maglia. Abbiamo visto Laureano che su ogni pallone è veramente determinante, come Belecco, come Torres, cercano tutti di dimostrare, cercano tutti di fare il loro gioco, cercano soprattutto di farsi amare da un paese come Castelbuono. Intanto devo ringraziare il paese di Castelbuono, visto che l'hai detto, è giusto rimarcare certe cose perché ci fa sentire a casa, tratta tutti bene, i ragazzi si comportano bene, sono tutti educatissimi e sono vicini a ognuno di loro. Tu hai nominato 4 ragazzi, sono ragazzi splendidi, ma anche tutti gli altri, dal portiere che è il nostro capitano Fagone fino al ragazzino, al 2007-2008 che abbiamo in rosa, tutti si comportano bene, tutti lavorano alla grande, sanno che quest'anno è importante chiudere bene, sanno che quest'anno è importante fare bene fino all'ultima giornata. Hanno lavorato, stanno lavorando alla grande, però purtroppo poi in eccellenza a questi livelli ci capitano che quando sbagli tanti gol poi può essere punito e capita anche che qualche partita poi può riuscire così. Dobbiamo ripartire, testa bassa, lavorare perché abbiamo 37 punti, ancora non abbiamo fatto niente, l'ho detto poco fa negli spogliatoi che c'è l'amarezza, ma questa amarezza mi fa capire che c'è un grande gruppo, c'è un gruppo che vuole chiudere bene la stagione. Sono qui con Laureano Grandis. Oggi a segno, quanta amarezza c'è dopo la sconfitta? C'è amarezza perché il primo tempo abbiamo sido solo noi in campo e quindi c'è questa amarezza che non hanno ritornato il risultato, però va bene, dobbiamo continuare. C'è Favara ora avanti, quindi testa in Favara. Laureano, allora, hai dimostrato in questi mesi di essere molto attaccato alla cittadina di Castelbuono. Quanto senti tuo questa maglia? Quanto senti tu questa maglia? Oh, io sono così, io quando mi metto una maglia io la tratto di fare il massimo per onorarla e la gente di Castelbuono voglio lasciare tutto per questa maglia e penso che lo sto facendo.